Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Io sono contentissimo perché oggi questo è il nostro 100° episodio. Bellissimo. Questo è il 100° episodio di Podcast Espresso. Sarà di buon auspicio, vai. Grazie mille. E infatti, sì, si vede. Sono contentissimo che ci siate voi per questo episodio speciale, perché io l'ho sempre detto, per me voi siete proprio la storia della musica italiana. Cioè voi... È troppo esagerato, dai. Allora, voi, signori, voi avete creato, siete stati... Noi siamo la storia dello scompiglio della musica, perché io dico sempre scherzando che noi siamo stati spacciatori di musica a buon mercato. Siete stati il primo Noi Spotify. abbiamo dato la Però, possibilità bravo, a chi non aveva la possibilità, perché la prima possibilità di comprare un disco, le prime difficoltà le abbiamo provate noi, no? Certo. Quando volevamo fare una compilation ci rendevamo conto che ci volevano un sacco di soldi per comprare tutti quei dischi, e noi chiaramente ne tenevamo, ti parlo a metà degli anni 70, insomma, qui nasce, come tenevamo noi questa difficoltà, la tenevano tanti giovani, tanti ragazzi dell'età nostra. Allora incominciamo un po' a avere queste idee brillanti, perché penso, noi all'inizio c'era uno che ci fittava pure i dischi, fittavamo dei dischi, non so se ti ricordi di questa 75-76. fittavamo i dischi dove poi facevamo le copie e poi riportavamo i dischi indietro, solo che noi che la copia che noi avevamo fatto poi ne facevamo tanta, sai, su richiesta. Qua stiamo parlando del post cassetta. Però però. guarda, Siamo là all'inizio, stiamo parlando di 1975-1976. però noi solo dopo il film ci siamo resi conto che siamo stati l'algoritmo vivente. Però ti dico la verità, noi l'abbiamo sempre fatto istintivamente per passione. E questa è uscita a galla dopo il film, che il regista una sera me lo confidò al bar, dopo la prima. Disse: ma tu hai fatto mai caso che avete anticipato Spotify, YouTube? Esatto. Noi non ci siamo mai fermati a pensare a una cosa del genere, però poi mettendoti a un solo posto rifletti che abbiamo fatto qualcosa grazie alla passione involontariamente. Sai, tu fai una cosa perché ti piace e poi scopri un giorno che non sei stato altro che quello che ha messo la prima pietra, perché di falsari di cassette false hai voglia, c'era penso tutto in c'era. Europa. Noi abbiamo creato un modo diverso. Innanzitutto firmavamo Mix e Baierri, come dice a volte Peppe nelle interviste, un po' come Zorro, no? Poi da una parte lasci pure il segno, era la nostra ingenuità, perché filmarla a Mix e Baierri con la mia voce addirittura che era riconoscibile, ma tanto è vero che le intercettazioni hanno individuato il gruppo nostro grazie alla voce mia che era conosciuta. E oggi grazie a quella voce che ci ha portato i guai, adesso nelle piazze. Ieri ad Ottaviano sabato c'è stato veramente un vero e proprio plebiscito, dal momento in cui nel microfono dico Mix e Baierri, sai, la gente dice oppure i ragazzi di oggi dicono, io mi ricordo di mio padre che aveva le cassette, poi la nuova generazione, Tutti comunque le abbiamo avute quelle no, cassette. la nuova generazione non ha idea che per suonare, per ascoltare una canzone devi mettere la cassetta analogica, il nastro, avvitarlo con la penna. Guarda che noi a È volte vero. riceviamo dei complimenti, gente chiaramente che hanno superato gli anni come noi, Ianta, diciamo dicono: ma io grazie a voi ho avuto la possibilità di comprarmi, di conoscere vari gruppi, sai, all'epoca per esempio i Queen, non c'era un esempio, informazione come oggi. ti porto un esempio, i Beatles, no? Noi per esempio, chi è che si poteva accattare tutti i dischi dei Beatles? Era una cosa impossibile. Invece noi abbiamo creato delle Il raccolte, no? Il meglio dei Beatles volume 1, il meglio dei Beatles volume Voi avete 2. inventato le playlist comunque. Ah, questo era il forte, questa era la passione nostra, Però questa guarda, di la fare, playlist, di fare il meglio. la di playlist come è tutti. nata però? Prima che poi arrivavamo a produrre tante cassette, abbiamo iniziato che tu venivi da me, mi portavi un foglio e scrivevi Antonello Venditti, Claudio Baglione, Elton John, i Queen, Mario tue Mero, preferenze. E in più ti facevo anche la dedica, e quella era la vera e propria playlist originale. Poi con quel criterio le abbiamo adottato mettendoci nei panni di qualcuno che non poteva spendere. Claudio Baglioni, 20 LP, in una sola cassetta mettevamo il meglio, Sì, e sì, con sì, sì, 5.000 lire. È vero, abbiamo danneggiato, per l'amor di Dio, ma visto che poi quello che sta succedendo oggi sulle pagine social, Sì, è la stessa cosa no, praticamente. no, Oggi i cantanti rimpiangono quei tempi. Attenzione, abbiamo avuto la possibilità di incontrare artisti, dicono: oh, noi ce la mandiamo pure, cioè, ma noi volessimo tornare a rete, perché comunque un cantante, comunque il disco veniva, perché l'appassionata del vinile c'era sempre. Perché poi ho scoperto che c'era gente che si comprava il vinile e se lo conservava, e comprava la cassetta, insomma, che era per tutti i giorni in auto, cioè consumavano di più la cassetta, ma il disco tenevano conservato, perché sai, il disco col tempo si rovinava. Sì. E comunque l'artista
vendeva il disco, a mo non vendono niente di più, mo sa un po' ma come molte qualcuno. cassette Anche se adesso- adesso c'è un ritorno, ho visto, ma Molte cassette oggi l'hanno pubblicate e si sentono ancora bene. Stranamente l'analogico si mantiene bene e il CD quando vai a inserire il laser dà fastidio. Guarda, io non me l'aspettavo, dopo 30 anni a molti amici, a parte su eBay, da quando è uscito il film addirittura una cassetta 150, senza sapere neanche il contenuto. Sì. Cioè l'importante è la scritta Mix e Bayer va È all'interno. memorabilia, quelle... Sì, bravo, è vero. sì, ma io ho regalato una cassetta a uno dei Queen, a un amico mio, mi ha chiamato dopo 5-6 C'era un giorni. altro cantante. Dentro è uscito mi sembra una raccolta dei cantanti napoletani neomelodici. Cioè sono pure, come si Cioè, dice... sbagliata, cioè, melodici chi me l'ha all'epoca. dato, no, sicuramente perché a me me l'avevano regalata sta cassetta. Ok. Cioè, io chiaramente non ho avuto la possibilità di riascoltarla. Certo. Quando l'hai regalata a Stanica, ho detto, no, ma che ne è uscito Pino Marchese? Sono, guarda, sono però- capsule del tempo. Guarda, però la cosa che mi ha stupito a me personalmente, quando ho iniziato a fare le cassette che tu sceglievi i brani, il ceto sociale dell'epoca, che io non capivo perché erano ragazzi, erano laureandi, che erano oggi, nel 2024, giudici, primari, professori, e mi stanno chiamando per le feste nelle loro ville. Cioè, io grazie a te, perché un disco costava 15-18 mila lire, una cassetta con 5 mila, tu ci hai fatto conoscere che noi avevamo e ce l'abbiamo ancora una buona infarinatura a partire da neomelodico napoletano a Pavarotti, dai Rolling Stone allo Zecchino d'Oro, insomma. Ma infatti c'è quando tutto ci un chiedono jukebox. stamattina uno su Messenger mi ha chiesto il mio gusto musicale, ha detto guarda io adesso ti deludo perché non ce l'ho veramente, c'è un genere che mi appartiene. Cioè non ti sapessi Ma abbiamo dire. tanti di quei Io dico brani sempre che la in testa. musica è stata d'anima, no? Magari, Sì. non lo so. Per me è solo memoria, qualcosa- per me è ricordo. Cioè, infatti non tengo un genere che mi Però abbiamo tanti di appassiona. quei brani in testa che qualsiasi brano ascolto lo associo a un altro brano. Più Noi forte di me. spesso noi quando E così nascono le playlist. pure. No, ma noi spesso sentiamo canzoni napoletane, Risaliamo spesso a 50 sappiamo che è anni stata fa. copiata a un'altra canzone, perché su tutto copie Giusto, voi della pure cosa. dovreste avere una cultura, penso, bella, te l'ho detto, da enorme, quando musicale. A memoria Io ho fatto un musicale, programma sì. alla Rai, si sono stupiti perché a posto di parlare del DJ ho parlato della storia di Napoli, Libero Bove, Ammario, i grandi che i ragazzi di oggi conoscono Maradona, ma prima di Maradona c'è stato un Pino Daniele, vabbè, che è più recente, ma se andiamo indietro è Ammario, Libero Bove, Gambardella, Ferdinando Russo. E purtroppo non c'è questa cultura di leggere a Napoli, perché se i ragazzi sapessero almeno cosa è passato per Napoli, al di là della bellezza di Napoli, che siamo un popolo straordinario, diversi da tutti, ma abbiamo avuto anche l'onore che a Napoli sono nati i più grandi autori della storia. E peccato che i ragazzi non seguono le pagine, perché ormai leggere con l'avvento dei social... Sì, vabbè, ormai- certo. Sì, ma io comunque ho scoperto che le prime note musicali sono state napoletane, tu sapevi questa cosa? No, le prime note primo musicali disco, sono... sì. Sono state primo disco napoletane, che no, uscì in Italia. c'era il primo, come lo chiamiamo? Come diceva? Tema, il primo... Le prime note, melodia. Anche il sono nate primo proprio a disco- Napoli. no, ma anche il primo disco che è uscito in Italia era napoletano. La prima canzone incisa sembra che è napoletana, cioè Napoli secondo Ma me il è una cosa napoletano adesso è diversa. tornato molto di moda. Ma tanto è vero, siamo stati a detto, Milano. Ma guarda, turismo. abbiamo fatto una serata a Milano con 3.000 persone. Io ho fatto dei mix con i vari Franco Ricciardi, questi brani Storici napoletani. Pino Daniele e quant'altro. La cosa strana è che a Milano piacevano molto i brani napoletani. C'è una moda. A Milano tutti ascoltano Liberato e Gioelierra. Adesso No, ma noi siamo l'anno scorso, ancora era uscito Gioelliere con... Cioè, però già ero conosciuto. Ah, beh, sì. Certo. Però noi ci siamo meravigliati, perché chiaramente noi tendavamo a mettere, sai, pezzi, insomma... Sì. Andammo a cominciare a mettere qualcosa in napoletano, subito si vogliono- è scatenata. Ma ieri a Campobasso, Cioè, viste? guarda, l'altro ieri a Campobasso, vabbè, il Molise era attaccato alla campana. Sì, certo. E c'è questa moda del napoletano che a noi piace molto, che poi ci sono alcuni cantanti napoletani, senza, non è che voglio fare tutti i nomi, i tipi Franco Ricciardo, là c'è sta il trap, il rap come Gioelliere, Luque e quant'altro. Parliamo di quelli storici. Parliamo di quelli che noi chiamavamo neomelodici, che poi questo termine non l'ho mai capito, ma comunque Franco Ricciardi che per me è quello che oggi si distingue da tutti. Al di là se uno poi lavora di meno o lavora di più, parliamo tecnicamente come lo vedo io. Lo vedo un professionista, ma non è che voglio togliere meriti, che poi bene o male ci conosciamo tutti i cantanti. Questo è un mio pensiero ad alta voce che sto facendo io, lo ritengo uno dei più bravi oggi. Voi avete avuto tutto questo exploit
grazie al film, no? Vabbè, di Sibilia, che per me è un capolavoro, veramente. Infatti, Abbiamo partecipato anche a Davide De Donatello la settimana scorsa. secondo me voi siete stati proprio derubati. Lasciamo stare, secondo me per qualche No, mia opinione, movimenti politici. Esagerate tutto chi li premia una sola persona. Per me, ma Il non perché vostro è un ce la capolavoro. premia a noi, Ma io però, ho visto quel film che è stato premiato, personalmente non l'ho capito. perché C'è è ancora capitato, domanda. no, è capitato nei momenti in cui insomma si parla. Sicuramente era un tema caldo, tutto quello che volete. Bravissimo, sì. Il vostro come sceneggiatura, fotografia, la vostra fotografia, per me è un prodotto americano, hollywoodiano. È bellissimo. Film quasi d'autore, stupendo. Speriamo che si fa una serie, magari insomma, Sarà avrà una modificata, risonanza corretta, sappia elaborata. Però comunque ti dico una cosa, il film ci ha dato molte soddisfazioni, perché ultimamente abbiamo scoperto che è uno dei film italiani più visti nel mondo, attenzione. Nel Ma mondo. ci chiamano film nelle italiani, serate in Argentina, a San Salvatore, l'Uruguay, Guarda che i film Paraguay. italiani non sono tanti o meno, insomma. Oltre Sorrentino all'estero, diciamo, non siamo molto. È il quarto film, mi sembra, italiano più Sì. visto nel mondo. Ho letto delle recensioni. Insomma, che ne è una Ma noi cosa ce ne niente. accorgiamo nelle serate. Per Quello La vita è esempio- bella, penso sia il primo. Sì, Forse siamo qualcuno di Sergio Leone. Bravo, vabbè, Sì, Sergio poi, Leone, cioè, sì. questi sono Poi siamo Vabbè, andati a Mamma finire. Santissimi. parlando di capolavoro. Sì, Cioè, sì, io se no l'ho visto 50-60 volte ogni film di Sergio Leone. Però il vostro funziona tantissimo perché è una storia vera. Guardi, ho preso l'abitudine in tutte le piazze prima di iniziare. Quanti di voi hanno visto il film? È una mia soddisfazione. Certo. Poi qualcuno che non alza la mano, io dico: guarda, ci siamo ancora su Netflix. Mi Andatevelo a piace vedere. No, è bello che poi leggono, ma mi piace perché la nostra, come tante storie, è una storia vera. Che oggi ce ne facciamo una risata sopra e la prendiamo con umorismo, ma noi diciamo è stata la nostra è tragicomica, come si intravede dal film, Sì. come si evince dal film, però a noi ne abbiamo passati di guai per questo nome. Questo vi volevo chiedere, quanto è finto, quanto è esagerato, quanto è vero? Ma guarda, è uguale, ovviamente è amplificato. La certo. bomba, ovviamente, Certo. non abbiamo mai usato, Ma poi il mai. film chiaramente è molto romanzato, ma io Perché deve vendere, chiaramente. chi è appassionato legge il Il libro è libro, molto insomma, è molto veritiero. Poi chiaramente il regista si è preso un po' una licenza di emettere un po' delle sue Però idee. quella che ci Chiaramente ci soddisfa sta, adesso- però la storia chiaramente è ben altra. Innanzitutto partiamo che non eravamo tre nella storia reale, C'è il nella quarto storia fratello, sì. siamo qua. Come mai nel film non c'è il vostro quarto Perché fratello? quando noi abbiamo iniziato a scrivere il libro, lui non si trovava in Italia. Ma non è documentario, esce, però. Non è documentario, sta E piaciuto anche anche forse lui. nella serie pure, sì. Perché dite state facendo un documentario con Prime, giusto? Sì, Sì, siamo ma lui mo, insomma, si sta esponendo qua su e poi si esce se insomma, riusciamo a concludere questa cosa Però della guarda, se serie. parliamo dei giorni oggi, ci chiamano per le serate private, nelle piazze, e noi è un po' la rinascita, è stata Infatti 60. sì, E no, certo. guarda, noi tutti e tre, io 60, lui oggi 62, l'altro 59, Claudio 55, siamo nonni. 39 io. Siete nonni? 39, non vuole nascondere. La cosa bella è che ci stiamo divertendo, perché poi la musica la ritengo la password dell'anima e di riflesso poi la memoria è il riflesso del cuore e quindi quando tu ascolti musica stai bene, automaticamente stai sempre, cioè, qualcuno dice ma io mi vedo giovane, ma forse perché l'unica cosa che non ci hanno sequestrato negli anni è la passione per la musica. Allora Enrico, se quello che si vede nel film cioè i vostri personaggi, quelli che si vedono nel film, sono stati azzeccati anche la metà, si capisce No, guarda, è l'unica cosa come tu sia che stato, i sia molto appassionato di musica, proprio amante. I personaggi non ci rispecchiano tanto, attenzione. Ah, loro ok. sono Non lui dice nella recita, lui dice ovviamente C'è proprio il nell'interpretazione. carattere. non ci il rispecchiano come carattere. carattere assolutamente no. Vabbè, Cioè, molto per l'amor di bene. Dio, io ho visto ok. questo film, mi è piaciuto, cioè, Sì. niente da dire. Però essendo che il film parlava di noi, chiaramente non mi ci sono rivisto negli atteggiamenti, A me mi ha fatto in molto- molte cose già mai viste. Quello a me mi ha fatto molto per quando Luigi Doriano è bravissimo. No, i ragazzi sono bravissimi. Ma noi eravamo molto siamo più accelerati. Ok. No, poi anche quando affrontavamo delle cose eravamo... Non potevamo stare ci seduti a impostavamo a questo diversamente posto qua, le gomme, però ora disse perché quando siamo stati contattati da Sidney Miller che aveva intenzione di fare questo film, una delle prime cose che Sidney disse: ragazzi, io vorrei che voi passassero un po' di tempo con i ragazzi, perché i ragazzi giustamente vorrebbero un po' Vi devono capire. per atteggiamento e dire delle cose.
perché questo per me era un passaggio importante. Poi tutto questo non è successo perché, non lo so, poco Covid, un po' tutta una serie Diciamo, di ci ha problematiche. giocato sopra, Non dai. ci sono stati un po' questi Le stesse approcci. esperienze, alla Anche se i fine. ragazzi abbiamo avuto modo di chiacchierare, di parlare, non abbiamo avuto modo, insomma, di spiegare un po' degli atteggiamenti. Attenzione, ma noi non teniamo atteggiamenti criminali, come qualcuno, insomma, ci è stato anche detto questo, assolutamente. Noi, diciamo che a noi quelle che ci ha un po' timbrati è dove siamo nati. Che noi siamo nati in un quartiere come Forcella. Chiaramente, essendo Forcella, la gente ha sempre come te, sposato queste due cose. Fanno le cassette false, sono che Forcella Su criminali. su criminale. Ci poteva anche stare sotto ci azzeccava pure un poco, solo che noi con la criminalità vera non abbiamo mai dovuto niente a che fare. Infatti, noi moralmente- conosciuto perché lo che facevamo, noi facevamo le cassette e Moralmente quello che avete fatto, io l'ho sempre visto in modo un po' particolare perché, a parte che penso siate stati voi a dare la regolamentazione per ciò che si poteva e non si poteva fare, perché siete stati i primi per e Ma noi propri. siamo nati prima noi e poi il reato. E poi la attenzione. pirateria, esatto, Sì, quindi sì. avete dato voi il Sì, là. ma infatti a noi qua Quindi c'è- lì per lì voi non è che avete... sì, a noi quando ci hanno preso fondamentalmente non sapevano manco di cosa accusarci. Infatti noi quando ci hanno arrestato, noi non siamo stati nemmeno un mese in carcere, siamo Non usciti. sapevano cosa sì, perché poi che cosa... Cioè, non esisteva ancora. I danni che abbiamo sono quelli psicologici, familiari. Cioè, Solamente a noi è stato più un rumore che si è fatto un rumore mediatico all'epoca, no? Certo. Perché siamo usciti No, da ma già il perché- giorno Vabbè, della voi spostavate anche Noi- tantissimi Noi soldi. avevamo parenti in America che c'erano visti in televisione per dirti Porca che miseria. Cioè, era arrivato... cioè, per dirti perché è stato il Sì, primo sì, caso sì. esemplare di pirateria. Che poi attenzione, io ci tengo pure a dire questo. Ma noi non abbiamo inventato le cassette false perché tu devi capire, quando siamo nati noi, le cassette false già esistevano. Cioè, dove lavoravamo noi che eravamo piccoli, tenevo 12-13 anni, che già faceva le cassette false. Noi non abbiamo inventato le cassette perché spesso qualcuno, pochi giorni fa uno scrisse, no, mio zio quando voi ancora iva a nascere faceva già le beh, cassette normale. false. Chi l'ha messo Non è meglio? vero che l'avete inventato, ma noi non abbiamo mai detto di aver inventato le cassette false. Noi abbiamo inventato, abbiamo avuto delle idee che molti non capiscono su fatte le idee. E io diciamo mi incazzo. Ah, no, un la po'. differenza Le qual idee era? nostre sono state solo quelle, le idee musicali e poi abbiamo avuto l'idea di usare un prodotto di qualità. Perché quando noi facevamo le cassette che invadevano un po' tutto il sud Italia, erano cassette di molto economiche, come di qualità un po' scadente. Noi, insomma, l'idea nostra fu di usare cassette di, insomma, si possono dire in marca, no? K. Questa è stata una delle idee nostre che abbiamo messo Però in attenzione, campo. al di là della passione, la nostra differenza qual è stata? I pirati dell'epoca erano, no, mercenari è troppo aggressivo come termine, erano quelli che si improvvisavano. All'epoca se tu chiedevi a lui, hai copiato questa cassetta, chi è questo cantante? Non lo sapeva neanche nominare Rosso Ramazzotti, per dire. Il nostro Sì. vantaggio è che noi conoscevamo la musica. Voi eravate appassionati. Loro lo facevano perché era un prodotto che andava, prendevano la mia cassetta, la copiavano. Quando la copiavano, di riflesso usciva Mix e Baierri. Allora, se sul mercato mettevamo 100 Claudio Baglioni, diventavano 1000 in Italia. Però poi alla fine il conto con la giustizia l'abbiamo pagato noi, perché 1000 Claudio Baglioni, 1000 di Pingo Palline, 1000 di Tizio e Care hanno fatto numero. Hanno fatto numero, ma solitamente quando ci sono delle grosse potenze che detengono il monopolio di queste cose, forse avete rotto le palle No, ma io- alle persone sbagliate. Ma ti spiego una cosa, io questo spesso lo dico, non è stato mai nostra intenzione, come si dice, duplicare tante cassette. Noi abbiamo iniziato da solo noi. Quindi noi andavamo a consegnare le cassette con la bicicletta, per dire a qualche cliente, ci mettevamo sulla bicicletta. Cioè non era nelle nostre intenzioni creare quelle che poi è stata una successo. conseguenza di Una conseguenza che produzione, C'era molta richiesta poi. c'era un po' di ambizione inconsciamente c'era, no? Perché chiaramente noi Vabbè, ma poi 3 ragazzi che stanno facendo quel... quattro che stanno facendo quel... Siamo diventati 136 alla fine. 136. Ma noi avevamo ragazzi a lavorare che non conoscevamo neanche. Noi eravamo figli di un disoccupato disorganizzata. Diciamo che a noi tendenzialmente, o meno ti parlo di me personalmente, la mia paura è che non volevo essere, atteso che mio padre per noi è stato un grande esempio di
come devo far capire, mio padre è stato mai un accanito al denaro. Mio padre quando usciva, mio padre faceva il whisky, noi l'abbiamo già detto. Quindi era vero quel rapporto che c'era. Mio Sì, padre sì. quando guadagnava il giusto perché prima, non è come adesso, prima si viveva per mangiare, adesso si mangia per vivere. Non so se riesci a capire il meccanismo. Sì. L'obiettivo principale quando mio padre si svegliava la mattina era guadagnare i soldi per Necessario, mangiare. indispensabile. Adesso invece è al contrario, adesso si mangia per vivere, non c'è più quell'accanimento sull'alimentazione come c'era prima, capisci? Mio padre quando guadagnava il giusto per metà, mio padre chiudeva Diciamo che anche le aspettative non della era uno che vita- faceva fine a sera per guadagnare più No, denaro. ma anche le aspettative della vita sono cambiate adesso. Moltissimo. Ma tutto Io di è recente l'ho cambiato. sentito dire a una persona molto Ma importante tu- che mi ha detto che prima all'età vostra si era ricchi veramente quando ti potevi permettere quella Bravo. bella cena, Bravo, sì. quando andavi al Ma io te l'ho detto, ristorante. la cosa Guarda, importante adesso non era- basta più. era mangiare, la cosa diversa. importante era Molto. mangiare. Mio padre L'aspettativa- quando a casa metteva pure un secondo si sentiva gratificato, era Bravo. soddisfatto. Sì, per lui Questo era non è una come meta. ma la soddisfazione è ben altra, di vacanze. No, guarda- pure a Hawaii, perché si va di vacanze, No, ma te ne vai l'aspettativa- a Mondragone, non Ma devi farti i l'aspettativa- vacanze, si te ne vai a Ibiza. No, Cioè, ma mo sta pure la differenza. questa. l'aspettativa oggi è diversa. Mo tieni 900 canali la sera sulla TV. Vai a dormire, non c'è niente di buono in TV. 900 canali. Prima Non ti avevamo Rai accontenti. 1, Rai 2, Rai 3 e c'era tutto. Adesso 900 No, canali. veramente, io mi ricordo c'era Rai 1 niente e di Rai buono. 2, Rai 3 è nata dopo, io mi ricordo Rai 1 e Rai 2. figurati. Ci sono troppe distrazioni, troppe cose, ci siamo evoluti per essere troppo veloci. Saturo, oggi è tutto, saturo. oggi vuoi sentire un brano, se torniamo sulla musica, premi il bottone, mentre che prima dovevi venire da noi. Senti come si chiama quel brano che fa così e ti trova il titolo e ti registravi la cassetta. Mo chiunque scrive su YouTube una strofa, esce il titolo, ti aiutano. Ma comunque io dico una cosa, a me i giovani di oggi mi dispiace di una cosa, Si sono dico, persi dei momenti importanti della nostra vita, che era la socialità in famiglia, insomma, stare seduti a tavola con padre, che i figli, che si discuteva, Non si pranza più Ma assieme. io me ne accorgo pure io, cioè, ti vai a casa, ognuno rompe 10 minuti che hanno mangiato, ognuno un colpo di divano a destra, uno a sinistra, Tutti che con il telefono, Con il cellulare in mano. tutto quanto. No, si parlano pure attraverso mia figlia in camera da letto, mi dice, basta, messaggio. c'ho sete, poi tu bicchiere d'acqua, tu ti pensi che magari, cioè perché sta a stanza a fianco per dirti adesso è tutto, cioè cagna tutte cose. Vabbè, Noi purtroppo- fortunatamente e sfortunatamente abbiamo vissuto tutte le due epoche. Insomma, che sono Questo pure mi affascina. Voi quanti anni di carcere avete fatto? Non mi ricordo. No, noi come anni, guarda, che anno e mezzo tra domiciliare e carcere, ma quello il danno nostro non è stato il carcere. No, penso A psicologico. parte più che i altro. soldi, vabbè, che poi abbiamo restituito tutto sotto forma di processi, cause e quant'altro. È stato il danno che ha portato alle separazioni in famiglia, discordi in famiglia, Ah, casino. ok. Cioè vi hanno proprio rovinato così la vita. sì, ma noi Quello è il danno che ce lo portiamo ancora. Ma questo. io lo dico sempre questo, noi il danno più grande l'abbiamo fatto a noi stessi, perché quando il nostro lavoro è diventato un po', diciamo, Più un grande di noi. SPA, tra virgolette, no? Chiaramente noi le prime bugie le abbiamo raccontate alle persone più vicine a noi, come sono le nostre mogli. Chiaramente non le sa- nostre nessuno mogli sapeva niente. Non erano delle nostre mentalità. Come te dicevo, non Certo. erano... Non erano figli come noi. commercianti, sai, volevano una vita più tranquilla. Allora noi per non spaventare le prime bugie ci mettevamo d'accordo fra Quando c'è andato l'estate si erano accorti di tutta sì, la quando situazione. era estate, infatti mia moglie mi ha lasciato in casa, cioè nel senso, disse quando esci Parlammo. no, ci guardiamo, ma- proprio in due carcere. Guarda, proprio così. Guarda che Sì, già perché quando... mia moglie ha scoperto tante cose che era all'oscuro, chiaramente si è sentita anche, tra virgolette, tradita. Ma tu già Ma quella come avete fatto? Cioè, mattina- deve essere stata una cosa bella Guarda, tostata da nascondere. a quella mattina del 13 maggio, che sarebbe la stessa giornata di oggi, Sì. che fortunatamente oggi stiamo qua a raccontarlo. Oggi è un evento storico. Già come la procedura dell'arresto è stato terrificante, aprono la porta di pistola in faccia perché loro credevano che noi eravamo di forze di o personaggi pericolosi. Poi si resero conto con chi avevano a che fare, con persone normali. Pistole a calibro, i miei figli che piangevano, un panico, sai quando arriva un blitz terroristico, proprio così, a me ne entrano 8 in casa. Cioè, è stato violentissimo. Ma sì, ma per loro se ne sono Pensa a me, io pentiti c'è una dopo. figlia che teneva 15 anni. No, ma loro si sono già pentiti era- dopo. Per... Capiva. Già, insomma, le cose le erano chiare e lei era spaventatissima perché tu devi capire anche una cosa, tra le tante bugie raccontate, io quando le mie figlie dicevano papà, ma quando vado a scuola e la maestra mi chiede tu che lavoro fai,
Io dicevo a mia figlia che facevo il gioielliere, che avevo un laboratorio di gioielleria. Avevamo degli amici nostri d'infanzia che avevano un laboratorio di gioielleria. Allora mia figlia, quando gli chiedevano tuo padre che lavoro fa, mia figlia rispondeva mio padre fa il gioielliere. Cioè, per dirti le prime bugie pure raccontate ai figli, poi chiaramente sono cresciuti, hanno cominciato anche a capire determinate cose. Ma voi quando avete raggiunto il massimo, l'apice proprio, avete mai pensato a un certo punto di smettere? Sì, quando abbiamo raggiunto ci hanno arrestato il giorno dopo. Io che sto dico sempre paziano. È successo veramente. Proprio veramente questo era. Con il senno di poi, insomma, ragionando con la testa che trimma mo, i soldi che abbiamo guadagnato, li ho fatti scompare tutto quanto, li ho buttati da qualche paradiso fiscale, ma Sì. tutta là, con la mentalità di oggi, Sì. ma eravamo ingenui, giovani, senza esperienza. Tu è come uno che non ha mai guidato una macchina e all'improvviso hai una Ferrari in mano e tu non sai a ruota sbattere. Noi quelli eravamo. Però dalle tante una macchina non sapeva tra le tante sbattere, bugie mi capisci? nascondevo dietro al fatto che andavo a fare il DJ per le feste. Allora passavo come DJ e non come il falsario. E poi una mattina hanno messo tutte le cose insieme, c'è chi stesse in bissa, la stessa persona. Però fa questo e quello. Sì, purtroppo. Oggi, ringraziando il Dio, alla soglia dei 60 abbiamo un'azienda, Mix e Baierri, dopo il film, ci stanno dando belle soddisfazioni perché noi ci aspettavamo anche l'attacco critico dei giornalisti, invece a partire da BBC, TV brasiliana, TV uruguaiana, Paraguay, francese, ma ci hanno presi bene tutti, perché poi alla fine dei conti è vero che siamo nati prima noi e poi il reato, ma alla fine stiamo parlando di un reato della musica pagato, attenzione, Esatto. che qua si sente pure che qualcuno ha fatto un omicidio e poi dopo 5-6 anni sta fuori. Voi comunque avete La bilancia abbiamo pagato di espiato tutti Sai i qual è vostri la crimini. cosa? Questa Sai qual è la cosa che colpisce tutti? Ma io me ne rendo conto pure io, perché non è che la gente fa 1 più 1 fanno 2. Allora dicono questi qua stavano a Forcella, avevano questo impero e tante persone a lavorare con loro. Negli anni che furono negli anni 80, gli anni 90, gli anni insomma della grande criminalità, nel nostro quartiere specialmente c'era tutto questo movimento. E sai, dice, com'è possibile che questi guadagnavano tutti i soldi e dietro, cioè e facevano stare quieto, cioè li lasciavano così tranquilli, nessuno gli ha... Perché la gente non sa, noi abbiamo anche combattuto questo in quegli anni, noi non abbiamo mai ceduto alla malavita, ma non perché eravamo coraggiosi o perché chissà chi eravamo noi, ma semplicemente noi essendo degli scugnizzi, no? Noi siamo nati e cresciuti per strada, cioè noi la mentalità di essere, come dire, che qualcuno farebbe un abuso, un profitto su di noi, mentalmente a noi non c'entrava. Vabbè, diciamo che eravamo anche invisibili in quel periodo perché Napoli girava contrabbando. Noi il nostro Siamo mischiati immediatamente. Nei veri problemi, sai quando abbiamo avuto i veri problemi nostri? Dopo, quando i giornali hanno cominciato a fare, chiaramente tutti ci camorristi all'epoca, cose, ma che il giornale diceva, ma chi scritta nei 3 metri a noi? Non ci hanno fatto caso, che non ci facevano caso a noi perché erano anche anni di grande, c'era il contrabbando di sigarette che copriva un poco tutto. No, il gruppo nacque quando avevamo un sequestro di 10.000 cassette che sul mercato fatturavano, se si può usare questo termine, erano 50 milioni. Ok. Un giornalista, il primo giornalista scrisse valore di 50, il giornale dopo portò che il guadagno era 50, l'altro giornalista portò che noi guadagnavamo al mese, l'altro ancora scrisse che li guadagnavamo al giorno. Molta confusione. Sì, Siete stati presi in mira un po'. Come giornalisti, va bene. Una cosa tanta, fanno tante sui giornali, sì, ma noi ancora oggi c'è qualcuno che ci risponde così. Il campo da tennis specialmente, no? Sì, la storia del capo della tennis è affascinante. Ma tu lo sai, la TV brasiliana ha fatto una diretta con l'interprete. Lui in portoghese incominciò a parlare. Io senza sapere lui cosa stesse dissi vicino all'interprete, diglielo che il campo da tennis non esiste. Lui si mise a ridere, allora capisci il portoghese? No, perché la prima domanda Già che lo fanno so. tutti, ma se esistesse veramente, non stavamo neanche qua, Certo. stavamo ancora con la pala. No, ma non Questa so, è una veramente stavate in Svizzera o in Portogallo. Questa è una cosa simpatica del regista, perché poi alla fine il film deve essere amplificato, se no non ci sta Noi questa storia, come dico sempre, Di questi famigerati soldi nascosti. questa storia nostra l'eravamo mai accantonata, chiusa in un cassetto. Chiaramente gli amici più intimi, le persone che ci conoscono, quando
insomma, c'era la possibilità di stare insieme, si parlava sempre di musica, si ricordavano di episodi, ma era una storia che mo noi non l'abbiamo... Tu devi capire una cosa, quando ci siamo stati chiamati per scrivere il libro, noi ci abbiamo messo un sacco di tempo per decidere se raccontare oppure no la nostra storia, perché erano passati ormai 25 anni, avevamo ormai vite diverse, non stavamo più insieme come una volta, lui c'ha il suo lavoro, il mio, Angelo il suo e Claudio il suo. Allora questa storia non la volevamo toccare su sto tasto e mixed bene. Chi vi ha convinto a Ci scrivere? siamo convinti fra di noi, nel Ok. senso che quando ci è stato proposto di raccontare questa storia in un libro, noi chiaramente ci siamo confrontati, noi fratelli, che amma fa, con amma fa, che dici, chi diceva sì, E chi durante la diceva Rai no. ho dato la scrittura. E la cosa Simona Frasca. strana è che noi un libro ancora, cioè, perciò dico a volte è tutto un mistero della vita che nessuno conosce. Il libro stava ancora in cantiere quando siamo stati contattati da Sidney Sibille per fare il film. Ah, Allora a un ecco. certo punto ci siamo resi conto allora che la storia doveva andare così. Però ci siamo sempre detti tra di noi. Era tutto collegato. Tutto scritto, Però ci siamo bravo. sempre detti tra di noi, la nostra storia potrebbero fare un film, l'abbiamo sempre pensato. sì, Eh beh, penso, L'abbiamo passato. Non scherzando, molto penso fosse logico. Ma sai il mio sogno ricorrente per anni qual è stato? Che io stavo nel cinema, nella platea e nello schermo vedevo la nostra storia. Ma non adesso, già 30 anni fa, spesso, che si pure uno sa che questi qua che se ne intendono di sogni, non mi seppe dire, non mi seppe dire neanche lui. E quando si è realizzato, che hai pensato? Ha detto, guarda, cosa è? No, ma quella è la prima volta che siamo stati contattati. mamma mia. Ma cioè, guarda, se uno fanno un film su di noi, cioè, la cosa, cioè, non è che ti capita tutti i giorni che uno va fuori. Cioè, pure noi ci siamo menati. Però voi dovreste capire che quello che avete fatto è comunque... Ma guarda, ti dico una cosa, noi assurdo. a noi ce l'hanno fatto capire gli altri, chi ci stava vicino, diceva sempre, ma sapete a voi se raccontate la vostra storia che si fanno in un film? Noi chiaramente diceva che ognuno ha una storia da raccontare, non è che si Però aspetta, noi stemmo a Roma, ma però- alla prima a Roma stemmo fermi mezz'ora dopo che finì il film. Sì, dopo i crediti. Perché tu non capita a chiunque che tu vai nel cinema e rivedi te nello schermo nome e cognome, sai la tua storia. Allora siamo rimasti un po' imbambolati. Io lo devo vedere 3-4 volte per capirlo, ma no, chissà che film, non è un film giallo che devi capire chi è l'assassino. Sai, però tu... Dopo la terza volta ho incominciato a capire anche chi era quel pizzico di ironia, che poi c'è Emanuele Palumbo, Luigi Doriano, Giuseppe Arena, che sono pure simpatici, c'è il commissario Ricciardi, Francesco Di Leva, insomma, che guardandolo bene c'ha dei momenti pure simpatici che ti metti a ridere, ma la prima volta, sai, tu rimani... Comunque, Ci avete messo un po' per metabolizzare. noi se fanno la serie molte cose le ci sono diciamo molte di storie eliminarle. Ha Tipo- molte storie Sono ancora. ancora storie che non sono state raccolte, che poi il film dovrebbe No, ma durare quello il film è 4 stato ore. anche tagliato, alcune scene sono state tolte A perché, faccia? no, perché si era allungato un po'. Però sono alcune cose sempre che noi vogliamo evitare, che ti porto un esempio, nostra madre nella nostra storia non c'entra proprio. Nostra madre di non sapere La moglie pure non c'entra niente dell'anno inserita. nel film va a vedere che lei insomma era stata un poco Però il libro è molto più diretto perché ci sono molti, grazie al fatto... Più realistico. No, ma grazie a Sidney che non ha copiato la storia, adesso si può fare la serie, che ci sono dei capitoli bellissimi. Ok. Allora c'è un capitolo che sta raccontato nel libro che mi va sempre di raccontare, che è uno degli episodi più Vai, strani. prego, prego. Allora, te la faccio breve. Facevo le cassette con la lista che tu sceglievi Sì. e dicevi, mi fai questa dedica a Antonio, al mio amore Maria. Ma Antonio era l'amante di Maria e quando il marito li uccide a tutti e due, è successo veramente, e chiama la polizia per farsi arrestare, nello sciarp all'epoca c'erano le piastre sciarp, uscì la voce mia che diceva dedicata agli innamorati e lui si prefissò che quando usciva il prossimo ero io, perché lui era convinto che ero complice. E io nel carcere, guarda il Poggioreale quanto è grande, Certo. ebbi la fortuna, la fortuna di incontrarlo e Pure. chiarire che lui disse... Cioè tu l'hai pure incontrato lui. Ci siamo conosciuti, stava pure Peppe, ci siamo seduti senza fare gesti che parlava la polizia di controllo. Ma posso sapere che tu hai detto mi vuoi uccidere? Lui mi raccontò, mi fece anche piangere che lui disse io ero un imprenditore abbastanza affermato. Ah, cazzo. E quando lui perse il treno e tornò a casa, non è come mo che tu fai WhatsApp, sto tornando. Sì. E lui per 7 vide questa scena a martellate con la pistola, comunque uccise sia la moglie che l'amante. E nello stereo, quando uscì la dedica, lui, ignorante in materia, giustamente disse: Chi per fare sta dedica è complice.
E disse guarda, ma il mio lavoro è che tu mi fai fare la dedica, io poi non sono tenuto a chiedere. Tu già Sì, no, avete dovuto spiegare la Però situazione. attenzione, dopo il film, sai quanti messaggi facciamo noi? Ma non agli innamorati. Se tu mi chiami tramite dici, ah, Eri, sono 2000, ora è diventato- non la posso fare, no, ma sai perché tu non sai mai a chi fai la dedica. E se fai un guaio, Cioè, avete vissuto anche se questo. mi chiami tu che Però ti tu conosco, WhatsApp tiene pure una prova che uno ti ha scritto, ma è diverso. Non sai mai cosa balena nella testa delle Adesso con i persone. telefoni è tutto bravo. Più chiaro, è più chiaro. chiara, cosa, si vede che tu mi hai fatto un messaggio. E un'altra cosa bella che stiamo facendo, se torniamo alla musica, è che i più grandi DJ del mondo hanno la loro produzione, no? Che tu sei del settore, li conoscerai sicuramente. Qual è la differenza nostra rientrando dopo anni in questo settore? Innanzitutto avendo la marcia in più, avendo un bagaglio musicale è stato Culturale, musicale, è stato certo. un grande vantaggio. E abbiamo subito fatto e mo di Peppino Di Capri remixata che canta Peppe, Bellissima, ragazzi. e va fortissimo, e grazie a questo input stiamo preparando altri brani e guarda caso in ogni piazza, in ogni festa vogliono tutti e mo remixata, guarda. Avete anche riportato un po' gli anni 70. Sì, no, perché l'abbiamo anche remixato in modo molto semplice, Sì. non complicato con questi giochi elettronici che usano anche per l'amor di Dio i più grandi DJ del mondo, alzo le mani. Però noi nel nostro piccolo ci siamo fatti una mini produzione nostra, Sì. così come DJ mi sento pure soddisfatto, almeno quando fai una serata ci sono 6-7 brani, mi ha fatto solo i miei remixati, io in inglese e lui in napoletano, e mo resta con me un mashup italiano che raccoglie 3-4 brani famosi come Il Nastro Rosa, che ti do di tu sei una donna per me, però sai, con quella chiave moderna di oggi, ma senza togliere merito a questi, perché questo genere di oggi a me non... Vabbè. E lo rispetto, Non è nelle vostre corde. Se riempi uno stadio io alzo le mani, però se devo parlare, però poi vedi che ragazzi comunque questo è un genere che piace. Noi perché veniamo dalla filiera Da degli una anni scuola 80, diversa. ma gli anni 80 abbiamo avuto la fortuna che sono stati gli anni d'oro del secolo, ma è stato un caso che ci siamo trovati perché... Ma tu quando trovi un Elton John, un Sting che adesso ti fanno un brano, se lo trovi è perché è una cover, è perché è rivisitato e corretto, ma oggi è tutto elettronico, cioè questo Sì. genere di oggi a me... Bello pure che voi state portando, ecco, va molto di moda spesso nella musica, l'old Dai, school, sì, il vintage, no? sì, l'old school, Voi sì. lo fate letteralmente perché voi portate quella scuola di pensiero, Ma noi ci stiamo tecnica. Tu esci spontaneo. Ci Stiamo spontaneo. organizzando anche per fare le serate con i vinili addirittura, Bello. perché ce lo chiedono, però purtroppo e per fortuna per Abbiamo partire in fatto quarta pure tu, siamo partiti con il digitale, allora Vabbè, certo. ho fatto un Più corso immediato. accelerato a casa di un DJ Savio Fiore, amico mio, di 2 o 3 mesi, un corso accelerato perché io non la sapevo neanche accendere. Io ero rimasto con i piatti, tu metti il vinile, metti la puntina, scratch, parte il disco e fatto. Invece sai, metterci le mani sopra dopo 28 anni d'assenza, diciamo un po' l'Ulisse Vabbè, della certo, situazione. certo. Cioè tu torni però non sai neanche dove parti, ma anche lui, nonostante lui ha sempre cantato, perché devi sapere che negli anni 80 c'erano i dischi di Modern Talking, un gruppo tedesco famoso Non lo ancora conosco. oggi. Sì, è un brano, sono in gruppi abbastanza affermati, però loro facevano i 45 giri e dietro portava la versione strumentale e noi ci cantavamo sopra e lì è nato il brano che estate, cioè sono dei brani che chi ha gli anta, ma come infatti Conosce. sabato a un certo punto lui ha insistito, la voglio cantare, appena l'ha cantata tutti i telefonini accesi, ma per attenzione, ma non le ragazzine, quelli che a minimo avevano 45 anni. Vabbè, la vostra generazione. Bella soddisfazione, i Modern Talk, i Berbo e Tu Blues. sai una cosa? Quando io le chiamavo cretinate queste cose, che noi tenevamo una radio libera. I testi li Tenevamo facevamo una radio libera negli anni 80 che era una radio a tutti gli effetti che trasmetteva e tutto. Però Questo lo facevate in parallelo con ma l'attività. noi la usavamo quella radio dove facevamo i master, dove Però pagavo la SIA ci e tutto. riunivamo, stavamo insieme per fare una chiacchierata, una cosa, e là nella radio noi cantavamo questi pezzi, sai come erano fatta, a pane e puparuolo. Sì. Ma guarda, con lo stesso criterio adesso prendiamo un brano conosciuto, ovviamente oggi non è come all'epoca, devi pagare i diritti e quando... No, tu sai che poi mo- ci hanno dato il permesso per L'abbiamo non fatto- darli, non è che l'abbiamo fatto da certo, soli. Noi abbiamo fatto un pezzo negli anni 80, 84, 85, non mi ricordo precise, ma tu sai una cassetta abbiamo venduto oltre 600.000 copie. 600.000 copie una mese, cassetta. In un mese. Non mi ricordo, guarda Ma che cantava guarda lui? che sta cosa ci ha valorati pure a noi perché facevamo che chiaramente c'è stato uno particolare
talmente che faceva pure schifo come si sentiva, perché non è come mo vai andare in studio, certo, sì. che era fatto tutto live. Noi non dicevamo che eravamo noi che cantavamo, perché, è perché non ci piace, cioè, come ti devo spiegare? Era un po' una vergogna, non mi piaceva come Essendo usciva. Noi, come che avevamo un po' un'infarinatura musicale, io mi dicevo, ma un bazzi a me, ma dice che siamo noi. No, ma perché quando la gente veniva e diceva, oh, ma bella che la canzone, perché chi la se tu- canta? no, Io perché- dicevo, no, è un ragazzo, è venuto che si fa poche pubblicità. Poi dopo, Ma perché insomma, l'abbiamo adesso se detto. tu canti in una sala e sbagli il refreno, o sbagli la coda, o sbagli Sì, il vabbè, ritmo, puoi modificare tutto quello che vuoi. una volta, queste sono cose che sappiamo solo noi, un brano che già mezz'ora per metterlo insieme, poi lo canta, gli ultimi 30 secondi sbaglia una cosa, torna tutto indietro. Non è come adesso che tu hai le tracce separate, dici vabbè, metto la voce, metto la base, era tutto Prima era così, one shot. a pane e Vai. parole era fatto. E all'inizio, come dicevo, non dicevamo mai che eravamo noi i produttori e lui il cantante. Poi quando la cosa prese piede, Ah, beh, certo. Poi diventò un problema, perché mese volevano ogni mese mettere eravamo obbligati a fare una canzone. pure Stevie Wonder, la facciamo Sì. napoletana, pure, fu forte. Sai che succedeva? Secondo noi poi tenevamo troppo da fare, non tenevamo tempo mai niente. Ed eravate comunque solo 4. Quando lei era cantante, quando veniva a fine mese che doveva uscire la cassetta con era un un brano problema. iniziato doveva essere napoletano, Cioè, la in gente se discoteca. l'aspettava pure. Cioè, noi quando scrivevamo la canzone, stessi in da macchina mentre traffico. andavamo nella radio per cantarla, stessi in da macchina, ognuno diceva una frase, cioè, io là, Ma a volte mi convince, mi dice no, l'ho scritto già 10 giorni fa, non è vero. Cioè, voi non prendevate nemmeno tanto seriamente comunque No, il tutto. no, questa cosa lo che facevate prendevamo come come una pausa dal lavoro. Infatti quando andavo spesso ci scappava a ridere. Se Abbiamo fatto faceva una l'attenzione, battuta, abbiamo tutta fatto una sigla, facemmo sul brano di Sergio Caputi Garibaldi Innamorati nell'87, la sigla del Napoli. Viva Maradona, e la Rai ci pagò per metterla come sigla. Piero Marrazza all'epoca disse mi dai qualcosa che non sia Maradona e meglio per la noi. nostra fu una sigla di quando Napoli vinse lo scudetto. Fu bello che faceva Napoli di notte, tutte le bandiere a casa. E guarda caso, nel film nostro c'è la scena del Napoli e Napoli ha vinto lo scudetto. sì. Questo è un appello a De Laurentiis che noi siamo di buon auspicio per il Napoli. portate sì, me. voglia. Come? Dopo Il nuovo 33 anni. coro. Sì, Mamma. è uscito il film, Napoli ha vinto pure lo scudetto. Tra l'altro è una cosa che mi ha sempre affascinato del film, che voi siete stati anche in situazioni molto Critiche. paradossali, In che critiche. senso? Sì, Cose- nel film. La foto storica. No, Quella ma non quella- è vera assolutamente. Ah, ok. Questa è un'altra invenzione Oh, del... Attenzione che abbiamo incontrato Maradona e abbiamo regalato la cassetta e lui mandò No, un lui bigliettino si di intende ringraziamento. la foto che stiamo nella con casa, i no, personaggi no. del nostro quartiere. Beh, esatto. Allora, attenzione che stavamo vicini. Noi Certo, conoscevamo, sì, o addirittura uno dei fratelli abitavamo porta e porta vicino. Cioè, se ti dicono che conoscevo, Però ti sul devono... palco quando ho festeggiato a suonare il primo scudetto salì pure Maradona che Bellissimo. scese subito perché il palco sembrava il terremoto appena. Tu pensa Forcella gremita, l'unico gente, ormai quartiere che ha fatto la torta 30 metri per 7. Madonna, Quelli da festa allora, ce lo hanno visto come può essere una grande festa, Ma non sempre è festivo, inventata. sono cose fantasie di un giorno. Vabbè, per dover fare, insomma, audience. Non pensare che è Ma non successo. devo vedere, però ma sì, sì, no. certo. Ma l'abbiamo già detto, l'abbiamo riportato nelle interviste. Perché Come lo questa sanno cosa ha tutti? inciso anche... Questa cosa ha inciso Nel molto, processo. no, nel processo, no. Dopo il film, molti hanno sono collegato a noi con questa famiglia storica del nostro quartiere. Cioè, ci hanno collegato perché ognuno ci ha fatto la propria idea, ma siccome questi signori poi sono stati anche dei collaboratori di giustizia, ma non ci hanno mai nominato, mo figurati se essere nominato pure a noi, ma perché non ci hanno nominato? Perché noi non tenevamo proprio niente a che vedere Noi con pane loro. e musica. Cioè, noi tenevamo un Pane, mondo esatto, nostro. pensavate solo alla musica. Ma non solo che stiamo fatte, ma questo lo sanno tutti. C'è una cosa talmente chiara e palese, noi non abbiamo niente proprio a che fare con loro. Per l'amor di Dio, ognuno nella vita fa le proprie scelte. Vabbè, certo. La nostra scelta è stata questa e oggi è la testimonianza che noi la nostra vita l'abbiamo dedicata solo alla musica. Ma guarda che noi grazie alla musica non abbiamo preso strade sbagliate. Tu pensi che noi a casa non avevamo neanche la luce nel frigo, per portarti un esempio, poi tu venivi a farti una cassetta, aprivi tua moglie per dire, apriva il borsello, c'erano tutte 100 e tutte 50 metri, tu pensavi, mamma mia, con questa borsa risolvo i problemi della Certo, famiglia. sì. Però mio padre, nonostante i whisky falsi come si vince da film, però ci ha dato sempre
una linea, mai soldi facili, perché mio padre, stai praticando Pinco Pallino, non mi faceva scendere, però se stavo registrando non diceva niente, perché per lui era la cosa più legale. Era il vostro codice No, morale. guardi, quando c'è un blitz a Forcella, un giorno sì, anche l'altro, aprivano lo studio, no, vabbè, questo fanno Ma noi per la, bravi noi per la ragazzi. polizia eravamo bravi ragazzi che lo sapevano cosa facevamo, che fanno che si Che per loro eravamo la formica. Solo che poi dopo si è capito che... Come tu vai in da giungla, un coniglio che si mangia il levere. Sì, non toglieva... Esatto. È uno che non toglie niente a nessuno, Esatto. capisci? Noi eravamo insomma, i coniglietti in due quartieri nostri, cioè, Sì. perché era attenzione, perché nel nostro quartiere c'era di tutto, no? Erano gli anni 80, la droga, insomma, avete che esisteva. Si sopravviveva. poi c'era il contrabbando delle sigarette, insomma, noi eravamo, come faceva capire, la quarta scipa. Però tutto sommato questa storia del film ci ha portato bene perché è stata con una sorta di rinascita, sai? Certo. Avevamo paura di metterla in mezzo. Per noi, per quello Sì, che- perché come l'araba fenice siamo usciti dalle nostre ceneri perché a un certo punto dopo il film sono incominciate le serate. Allora sai, tu abbiamo fatto la serata a Bellini, è stato il primo l'anno scorso se ti ricordi. Sì. Ed è stato, ma non ce l'aspettavamo, andammo lì per parlare del libro sul palco, sai, un talk. Poi dopo disse vuoi fare mezz'ora di DJ, ma non si è capito niente. Da lì poi ringraziando sono aperte le porte, perché uno che ci paga in una festa privata se ne accorge che al di là dei soldi, che purtroppo i soldi servono sempre, che tu in primis lo fai per passione. Io chiudo le serate dicendo siamo noi che dobbiamo fare un bonifico a voi per le emozioni che ci avete regalato, ma è la verità. Quasi qua non lo posso pubblicare a dire, sennò poi mi do la zappa sui piedi da solo. Quasi quasi a qualche festa, per come è venuto a Belli, dici ma pure se mi pagava ne ero lo stesso. Ma scusa, ma tu a 60 anni, quando avevo 30 e suonavo per i matrimoni, flash con i vari cantanti, mi incrociavo con i cantanti sui matrimoni, là è ovvio che tu pensi ai soldi perché era all'entrata, nonostante lo facevo a tempo libero, non a tempo pieno, ma adesso a 60 che ne abbiamo. Siamo gli unici, ma non per presunzione, che portiamo il divertimento, perché tu se trovi a uno del settore ci fa la foto in 30 secondi, chi sti qua si stanno divertendo veramente. Noi sul palco sabato, sa, con 20.000 persone, tutto sembrava che avevamo 20.000 persone. Lui accanto a Dino Piacente che lo chiamava, lui se lo tirava. Vabbè, questa è la passione, poi la gente lo riconosce. Chiaramente. Sì, chi ha la passione della musica, io me ne accorgo con i vari cantanti quando quello canta, allora di base cantano tutti perché il lavoro c'è bisogno dei soldi, che purtroppo Vabbè, i soldi è normale, è il normale. macchinario è l'olio che fa girare il mondo, però ci sono dei cantanti che quando li vedi si vede che si stanno divertendo, poi sta chi che si è annoiato. Non potete campare di aria fritta. Non... Mario Mero l'ha cantato Zappatore per 50 anni sui matrimoni, cioè là se non è la passione canta sempre lui è mo e la canta un giorno sì e pure l'altro. Ma se Ti piace? se tu non hai la passione, quando la canti ti senti un po' annoiato. Noi C'è sempre sempre vengono disagio. momenti che dicono, noi siamo stati a una serata a Ischia un mese scorso, ce l'hanno fatto cantare Il sindaco o 7-8 volte. non è mai Sì, successo, però da quando è uscita per la prima volta che ma pure a Campobasso l'altro ieri 3 volte Però la festeggiata la vuole cantare 7 volte. Mentre ne stavo andando no, un sindaco che Ischia, Piace? me la dovete no, dire. ma il titolare del bar del locale disse guarda c'è il sindaco, c'è Tinata Ote mo e mo. Guarda, La volete, la moneta Dopo la il sindaco, l'assessore. L'assessore qua c'è la moglie dell'assessore, la vuole risentire che è arrivata tardi e che fa, non la canti e canta Natale e canta Ma poi Natale. un'altra cosa che avete fatto, facevate anche promozione a nuovi artisti, giusto? Ma noi questa era una cosa che Perciò io ho sempre detto tutti i giorni. Spotify. Ma il cantante adesso che fa il brano e lo mette su YouTube. All'epoca veniva a bussare il citofono nostro la sera. Voi eravate anche YouTube, mo cioè, dicevo, capito? Ma noi queste se se metteva- in dei wire per chi stai. Perché, Ah, perché non mi sa a me, perché mi sa a chi. Ah, ecco. ok. Allora, perché noi ci troviamo pure in dei wire, perché i cantanti che venivano da noi nel nostro, perché noi tenevamo un Alcuni punto- nazionali pure noi oggi. tenevamo un punto ok. di riferimento. Cioè, cantanti importanti. Sì, noi tenevamo un punto di riferimento che era il nostro negozietto a Forcella, perché ci avevamo una tabella lavori scritta Se ne si ma dice- Affascinante da dove sia nato, comunque, nella bottega a chi Forcilla e poi... cercava veniva là. E cosa succedeva? Tu eri un grande, poi a Napoli in quegli anni, non so se mo sarà lo stesso, ma nascevano 10-20 cantanti napoletani uguale al pure giorno. oggi. Ah, io ho sempre pensato che invece oggi stiamo correndo No, no, molto, prima invece è pure, sempre cioè, stato è così. sempre stato Non Napoli. c'era informazione all'epoca, non è come ecco, adesso. vedi.
Io all'epoca feci una battuta che è rimasta all'epoca. Cioè? Dicevo, a Napoli fanno tutti i cantanti, i peggiori lo fanno per professione. Cioè, nel senso, è perché nascevano cantanti, cioè la madre dei cantanti era sempre incinta. Succedeva che ogni giorno nel nostro negozio venivano le mamme e figli o figlie. Fate cantare Ma il no, Con disco, allora, scusa, cantanti con disco, famosi. venivano e noi ce l'eravamo proprio. Cosa succede? Ci mettevamo, cioè, chiaramente la voglia di aiutare questi ragazzi c'era, però non è che noi potemmo mettere tutte queste canzoni, tutti I cantanti famosi che non faccio nome, alle Sì. 10 di sera, pronto, perché all'epoca il cellulare non esisteva, pronto, ce l'hai un minuto? Sì, e cantava la canzone. C'era mi piace. il citofono. Ti piace? Mia madre una volta stava poco bene, ma non lo dimentico mai. E mio padre faceva così, alle 11 di sera. E chi le cantava? Cantanti famosi, non so parlare. No, immagino. Ma secondo te va bene? Sì, è un bel motivo. Ah, grazie, se lo dici tu, grazie, sta qua. Poi il problema che avevamo, qual addirittura, era? cioè, Qual questo- era il problema che avevamo però? Che quando mettevamo sul mercato a fine mesi Napoli, che ne so, 1980 i migliori cantanti napoletani, per dirti un titolo, veniva un Pinco Pallino, ma come mai non mi ha inserito? Non mi hai messo, Ma ok. non hai fatto in tempo. Allora mo faccio una cosa, ti do il disco per il prossimo mese, perché eravamo noi, il loro Spotify. Esatto. Allora guarda, Cioè, ne voi abbiamo potevate andati essere una casa melodici. discografica. Sì, i No, ma, neomelodici. infatti, I neomelodici abbiamo mandato detto tutto così. il mondo. Allora, mo ti spiego una cosa. Io una volta ho preso due cantanti napoletani, non faccio nome, ma no, No, perché non c'è bisogno, non c'è bisogno. una compilation italiana che mandammo in Sardegna. Le case discografiche a Napoli non avevano una forza di uscire fuori dalla Campania. Allora, Noi forza con le nostra era cassette la sì. distribuzione. attenzione. Allora, Ah, quel era uno dei cantante, punti di forza quel nostra. cantante in Sardegna mi chiamavano e dicevano: ah, bello questo cantante, chi è? Io non potevo dire che era amico mio. Dice: no, è un cantante, me l'hanno proposto e l'ho inserito. Ma molti cantanti napoletani, allora si posso dire qualche nome? Certo, sì. Allora, per esempio, quando Franco Ricciardi ha fatto Treno, non me la sa, non so se ti ricordi, stiamo parlando degli anni '80. Carmelo Zappullo fece L'amore, che addirittura per noi era una novità quando cantava in italiano. Io lo inserì tra Ramazzotti, Pausini, Bagliò. Tu immagina, e i clienti chiamavano dalla Sicilia, dalla Sardegna, dicevano: oh, Chi è bello questo quella ragazzo? allora diciamo che per loro siamo stati ma guarda, la vecchia guardia, Però Trappola un episodio- Slancio, la ma- vecchia un guardia, episodio- quando ci incontra ci ringrazia. Però un episodio te lo certo. racconto perché lui non c'è più e poi lui ci disse, insomma, parlando essendo lui un amico all'epoca, perché non c'è più e da poco ci ha lasciati, che è Federico Salvatore, non so. Ah, come no, certo. Federico Salvatore era un perfetto sconosciuto a quei tempi e un nostro cliente un giorno ci portò una cassetta con 2 brani sopra di Federico Salvatore e ci dice: ragazzi, lo volete aiutare? Questo è un amico mio. E quando noi ci mettiamo a sentire che la brana gli piaceva, là. no, fai la ninna, fai la Sì, sì. noi abbiamo riso tanto, ascolta, c'è tu, questa è bella, è brava. E insomma, mettiamo quei 2 pezzi in alcune compilation che facciamo all'epoca e Federico Salvatore Tony Tamma, ce l'ha no? lanciata però e poi con Tony Tamma abbiamo litigato e storie, insomma, si Vabbè, stanno Soddisfazioni che abbiamo regalato la cassetta nostra da Mimì alla Ferrovia, lo posso dire, Ah, certo, come no. ad Pavarotti, e ci fece complimenti. Bellissimo. Solo Amedeo Minghi è stato tra i cantanti italiani che ha rifiutato, poi altri cantanti nazionali. Io ho avuto anche il piacere di Pino Daniele. Io mandai una cassetta a Sabaudia tramite un amico, il meglio di Pino Daniele mixato da me, immagina però con i piatti, insomma, un casino. Lui mi chiamò nel negozio: ciao, c'è Enrico, sì, salve, complimenti, sono Pino Daniele, c'è ti sono occupava. Aspetta, tu pensi questo, no? Quell'amico mio che stava lì di Napoli, dice: ma mi fate fare una brutta chi era Pino Chi Daniele. era Pino Danilo vero? Mo gliel'ho descritto alla figlia su Facebook, Daniela. Sì. Ho detto: sai che ho avuto i complimenti da tuo padre oggi? Pino Daniele è la storia La di storia, Napoli, certo. ormai. Ma per nascere nato Pino Daniele ci vuole un altro secolo e mezzo, sicuro, come Maradona. Ha lasciato 200 poesie che si vanno ad abbinare alla storia di Libero Bove e a Mario. È l'unico che si può avvicinare a quegli autori. Sa, belle soddisfazioni, Renato certo. vabbè, qualcuno ci ha bellissimo. criticato pure. Ma sai come si diceva poi all'epoca? Ma parla di me, bene o male, ma parla. Esatto, Invece vabbè, adesso, tutt'oggi è così, comunque. fortunatamente, no, noi dicevamo, noi questi che dicevamo, ma tu capivi Pavarotti? Però Pavarotti È sempre pubblicità. Pavarotti disse: no, mi è piaciuta la compilazione. detto da lui, altri A me parlare all'epoca non nazionali. era come oggi, sai? Era una novità. Era tutta una mentalità diversa.
Mo tu tramite i social sai che tutto poi più cantante veloce. Però ogni giorno attenzione, sta lì. tutto questo lo facevamo all'inizio, perché poi negli anni a sì. venire non tenevamo più questa sfrontatezza di farlo, perché ormai già eravamo diventati per l'opinione pubblica, Qualcosa di difficile da... già eravamo diventati dei personaggi a livello proprio non positivi come adesso, solo che eravamo, cioè per la gente eravamo dei falsati, chiaramente quella sfrontatezza non ce l'avevamo più, magari per a me le Pavarotti critiche- ci regala la cassetta, No, cioè no, tenevamo ci un profilo nascondevamo. basso, abbiamo dovuto poi negli anni, ma noi all'inizio siamo stati dei pazzi veri e propri. Tu pensi che, ma ti dico una cosa, non c'era un taxi a Napoli negli anni '80 L'adesivo dietro. che Mix non e Baierni. camminavamo con un adesivo, pensi un po' che pazzeria nostra, c'è cose che a mo' a pensare c'era sta Cioè, avete noi messo e gli poi adesivi dietro i non taxi? c'era un taxi, No, regalavamo 5 cassette a non c'era un mese. taxi che dietro non portava un adesivo così grande scritto Mixed by Eddie. Ogni taxi aveva portato un adesivo. Attenzione, noi siamo stati pure i primi inventori della pubblicità radio taxi. Esatto, Che questa è un'altra cosa che ci esatto. tengo a precisare. Che non c'era come adesso oggi i taxi fanno la pubblicità a Pingo Pallini. Questo è market placement comunque, state mettendo il vostro brand, il noi- nostro logo. Noi abbiamo avuto lo questa fai idea. con mano. Sai perché abbiamo avuto questa idea? Perché mio padre non guidava, cioè guidava ma non guidava mai, aveva l'abitudine di prendere il taxi qualsiasi cosa facevo. Allora mio padre invece di pagarlo al taxi, si fermava il taxi, allora papà diceva che cassetta mi piace, papà pigliava, andava regalava. nello scaffale, prendeva 3-4 cassette, gliele regalava il taxi, giusto, non si pigliava i soldi della corsa. Diceva grazie mille. E un giorno scherzando con un nostro tipografo amico che siamo ancora amici oggi, facemmo fare 20-30 adesivi questi qua grandi. Allora quando si fermava Ma proprio un il taxi, formato del vetro è sì, quando si preciso. fermava un taxi, ho fatto su misura, quando Sì. si fermava un taxi vicino al nostro negozio, noi scherzavamo, dicevo, oh, se ti metti sta adesiva dietro al retrovisore dell'auto, ci ti regala 4-5 cassette al mese. Che dice, tu veramente... E da lì nacque l'idea. E da lì, no, Signore, ma posso dire una cosa, queste cose oggi si studiano. no, non Cioè, voi siete stati precursori di tutto questo. questo. Allora, cosa è È tutto successo? qua. Che mio padre ogni giorno ci chiamava, non c'erano i cellulari, avevamo un telefono tutte dentro al cassette, stanno negozio, tutte da sì qua fuori. tenevamo un telefono e mio padre chiamava e diceva, Peppe, papà, qua stanno 5-6 taxi qua fuori che buono mettere l'adesivo. Allora facevamo questi adesivi, gli diedi a mio padre, venivano i taxi fuori al negozio, e come erano in Svizzera, ogni mese venivano, Allora, la c'è- lista a mano del cassetto. guarda, volevano. solo grazie Però a non c'era film. e poi il treno, poi Pure il treno. Poi i treni avevano i problemi, sì. però. Beh, certo, immagino, però dico... Prendevamo 7-8 ragazzi, gli davamo una paghetta, E le mettevate... loro prendevano il taxi, sono a Andiamo in Montesano, Federici, no? Mettevano in hotel, e ogni vagone C'aveva mixed by... grazie a un adesivo, cioè dell'era abusiva, mettevano questi adesivi però più piccoli. Capito quanta dentro. gente vedeva poi Mixed by E poi Air? tutti i motorini, attenzione, tutti i motorini, ragazzi, Parcheggiati ci regalavamo in cassetta e mettevano tu l'adesivo sul motore. Vabbè, eravate Questo era comunque implicitamente state nella testa di tutti quanti. Da capa nostra che eravamo bombardati mix e poi un po' di fanatismo. Vabbè, certo, però... Pure l'età Ha funzionato anche per quello. Teneva pure 20 anni, cioè, pensi il più grande ero io e teneva 20 anni, 21 anni. pensi un po'. Eravate tutti molto Cioè, piccoli pensi un comunque. po' questo, però guarda- sono tutte cose che facevamo per divertimento. Ma sono per tutte cose che scherzare. noi tenevamo nascoste perché non volevamo raccontare che poi nel frattempo i figli sono cresciuti, al contrario di noi, le nostre figlie sono tutte laureate, io ho una figlia dottoressa, lui è figlia laureata, c'è stato un po' di scatto, Certo. ma noi a scuola non è che non siamo andati, ma non potevamo. Non tenevo stare a tempo. Ma ci volevate fare altro voi? Ma ti spiego, in prima media prendevo il richiamo del professore come l'avranno tutti, no? Però quando uscivo comandavo a 4 persone, cioè c'era un... Cioè, non può essere come il capo gli bacchette mi sa mano e quando esco poi comando. No, Cioè, ma la scuola per noi, poi ti dico una cosa, Era la scuola- impossibile andare a a scuola eravamo bravi, peccato. almeno per le scuole che abbiamo fatto, perché io, cioè, Andiamo scuola da prima media. elementare, mio padre si vantava, pensa poco che come se in un film, sai? no, mio padre si vantava, Sì. quando arriva a qualche amico, no, ma mio figlio ha studiato, per dirti, fino a quinta, però, come te, Come si viene a laurea, c'era diversi, ma noi a scuola, per noi a scuola era non una perdita di tempo, oggi chiaramente col senno di poi ti dico che è stato tutto un errore, che forse abbinando la scuola un po' alle idee nostre di allora
mettendo queste due cose insieme, Potevate sicuramente professionalizzare si il tutto. compila No, un ma io, puzzle, guarda, perché è un puzzle incompleto, io lo dico chiaramente, sempre, no? io lo dico sempre, la notte più felice della mia vita quando avevo 13-14 anni è stato quando mio padre dice: ma non vuoi più a scuola? È un più a scuola. Io quella notte la passai a sveglio felice. Ah, boh, ma tu ti passi Con il senno di poi, Già avevo fatto ma io con il senno di poi ho capito che quella è stata la notte più scema della vita mia, perché la scuola è una cosa Ma guarda, quella importantissima. mentalità, io pure a scuola, cioè io pure a scuola guadagnavo. Io già a scuola, quindi era già a scuola guadagnavo. Cioè vendevo già le cose in classe, tutti gli amici, i ragazzi, già Per me voi non Era siete una musicisti. necessità. che Per me voi non lavorate con la musica, voi per me siete tutti grandi businessmen. Cioè voi questo- lavorate facendo Però business. attenzione, Poi questa ci mettete idea la è musica venuta- che è la passione. Questa idea è venuta dopo, ma noi abbiamo iniziato per passione. Noi ci chiudevamo nel nostro negozio la sera, ci mettevamo là seduti sugli sgabelli. là a sentire mo ti dico una musica. cosa. Non era per lavoro. Mo ti dico una l'idea cosa che è la metterla- prima volta. La mentalità imprenditoriale. Sapete una cosa che è nata stanotte? Come? Una cosa che è nata stanotte. Cos'è? Noi stiamo preparando una selezione per le piazze e ieri in macchina dopo lo spettacolo vogliamo ancora mettere al meglio, sai? Ci scrivevamo fra di noi in macchina, poi ho detto prima sta canzone, prima qui. Io stanotte ho sognato la soluzione della selezione. Quando mi sono svegliato ho detto ma io non ho parlato, no, ma non me lo sono sognato e ho risolto. Cioè dove inserire quel brano? Guarda, questa è una cosa nuova, fresca, se metti l'orologio saranno anche 10-15 ore. Noi ieri abbiamo parlato in macchina come risolvere alcuni brani che canta lui, Ma dove tu- inserire. Io ho assegnato dove mettere, vengono pure bene là. Ma tu sai come Vabbè. ci rendevamo conto noi se qualcosa se un'idea funzionava? Ti spiego, ti sembra La sciocca pelle questa rosa. cosa, ti sembra, Il sistema nuovo. cioè ti sembra scema, però cioè proietta di 40, va 40 Certo. a rete chiaramente, no? Per dire. Quando noi pensavamo di fare una canzone inglese, farla napoletana, non è che la canticchiavamo solo il ritornello, E basta. mentre si lavorava. Poi nel nostro negozio cioè, entravano 150, 200, 300 persone al giorno, tutti grossisti, attenzione, no persone, cioè no, Chiaro. vendita Non al come nel dettaglio. film che dammi una cassetta. Sì, sì, no, Allora, immagino. mentre si canticchiavano le canzoni, allora un cliente diceva, oh, ma chi canta sta canzone? Capisci? Quello era Se chi la canta, poi qualcuno la canticchiava. Non metto in dubbio che avevate anche una visione musicale importante. Allora, dicevo, dai, che questa funziona, stanno cantando tutto quanto. E non Mettiamo, mai- facciamo. Facevo solo ritornella, no? Vedevamo che pure i nostri collaboratori, mentre facevano La le cantavano. cose, la canticchiavano. Allora facevo, ma questa funziona. Ma i sogni si avverano. A volte avevo avuto la Come quello del film, tra l'altro. Allora, io ho chiuso il libro dicendo: il mio sogno è stringere la mano a Paul McCartney. E si è dato il caso che un fonico di Paul McCartney conosce un fonico di Milano, che questo di Milano conosce il fonico amico mio. E ho rinnovato il passaporto con la speranza che succede. Che per me stringere la mano a Paul McCartney. Vuol dire che No, dopo di quello poi non ho bisogno più di foto. È un mio sogno. è il tuo idolo musicale. Oggi, mamma mia, per me è lui l'apice proprio dell'ABC della musica, per me. Ognuno c'ha il suo mito. Signori, io l'ho detto, per me qua in Italia siete voi i miti della musica. Mesi fa siamo andati, nel Tribunale di Napoli, dove erano solo giudici e avvocati che... La presentazione del libro. La presentazione del libro nel tribunale dove c'erano giudici e avvocati, quando noi prima vedevamo ce ne fuivamo chiaramente, però il giudice aveva solo un pensiero, si Sì. spaventa. Mo vedi c'è il rovescio della medaglia, anziché il giudice, ci hanno fatto pure fotografie, cioè ti rendi conto? Bellissimo. Stiamo vivendo il lato L'opposto, cioè, esatto. il paradosso Il lato Esatto. B del no? disco, il lato B del disco, del video. C'è nemmeno un lato B, è poi un paradosso chiaramente. Lato perché- No, però è bello come... cioè, una cosa straordinaria, un giudice che stava là sotto, Analogia. mi fece delle domande, dice, guarda, Mixed Bayer è un marchio registrato in tutto il mondo, cioè chi si guardavano però con simpatia. Certo. Ma ora siamo in causa con da un Amazon, marchio Pure. sì, Che sì. Amazon ha fatto la felpa Mix e Baglieri di Enrico Frattasi, re della pirateria. Ah. Ma dobbiamo vedere se la legge è uguale per tutti. Il nostro avvocato sta già in contatto con i loro avvocati. Al Li momento hanno falsati. ma già da pirati a pirati, pirati, ma sono 2 mesi, 3 mesi già. Ma karma, non c'è no, un ma non è po' di successo amma- a Natale. Mi Siamo a ricordo, 5 un po' mesi, ancora devono rispondere però. Vabbè. Vediamo se la legge è uguale per tutti. Mo. Signori, io vi ringrazio per essere stati grazie presenti a voi, qua a fare grazie questo a voi, episodio grazie a voi, 100. ragazzi. Vi ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a voi. mille. grazie veramente.